Ci sono giorni indimenticabili, indimenticati. Ci sono campioni eterni, immortali. Ci sono giorni in cui i campioni volano in cielo e qui sulla terra, invece di un grande vuoto, lasciano passione, emozione, la sensazione di aver avuto il privilegio di vederli, di viverli, di amarli. Così Paolo Rossi resterà per sempre Pablito, col suo sorriso, l'eroe umile che trascinò la nazionale a vincere il mondiale dell'82, ricordo indelebile di un calcio romantico. Il mondo, l'Italia si stringono attorno a Vicenza, a questa piazza del Duomo improvvisamente piccola per contenere un'emozione così grande. L'applauso dei tifosi, l'urlo Rossi gol, come nei giorni gloriosi delle battaglie sportive, l'ultimo tributo, poi in Duomo inizia la celebrazione dei funerali. Fuori restano i tifosi in silenzio, in preghiera, lunghi minuti di attesa. È il momento sacro, è il momento dedicato a Dio. Poi, quando le campane iniziano a urlare, in piazza esce la bara sostenuta dagli eroi di Spagna. Cabrini, Antonioni, Conti, Collovati, sullo sfondo Maldini, Roberto Baggio, ma ora non sono più giganti invincibili, si fanno piccoli di fronte alla morte, piangono, sono uomini tra gli uomini. È il momento dell'ultimo addio, gli abbracci commossi, le lacrime, i fiori, poi la macchina parte con a bordo Pablito nel suo ultimo viaggio. Ci ha sorpreso anche questa volta. Ha giocato d'anticipo come faceva quando andava in gol. Se n'è andato quando nessuno se l'aspettava. Ma quel che ha fatto, quel che è stato, lo ha lasciato qui, lo ha lasciato a noi. Il tempo di un applauso, ancora uno. Ciao, campione.